Oggi allerta meteo, il fiume Agragas per via delle forti piogge ha superato le soglie di guardia, le raccomandazioni del primo cittadino. Consegnati i primi 16 alloggi dalla Regione Sicilia agli sfollati della frana Niscemi. Presentati alla BIT di Milano i dati sui flussi turistici in Sicilia, incremento del 3% dei turisti nel 2025 rispetto al 2024. Denunciato un uomo di Raffadali che vendeva l'acqua abusivamente durante gli orari di lavoro. La Guardia di Finanza di Montallegro arresta un soggetto per detenzione abusiva di armi. Una sessantenne agrigentina coinvolta nella truffa del falso carabiniere, attentato a un cantiere a San Leone. Ancora disagi per i cittadini di Fontanelle per un cantiere dell'AICA. Convegno della Società Storia Patria di Agrigento sull'accanimento mediatico. La Wilca celebra il suo 8° congresso territoriale. Finanziato l'acquisto di un robot chirurgico all'ospedale di Agrigento per un importo di 3 milioni di euro dalla Giunta regionale. Soddisfazione delle parlamentari dell'ARS per l'adeguamento alla norma nazionale che prevede la presenza nelle giunte comunali delle donne per il 40%. Riaperti i termini per le istanze per il trasporto scolastico dei studenti con disabilità, a comunicarlo l'assessore al ramo Marco Vullo. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi 12 febbraio giovedì, allerta meteo oggi in città. Al riguardo il sindaco di Agrigento Miccichè informa la cittadinanza che nelle ultime ore il livello del fiume Agragas per via delle forti piogge cadute ha superato la soglia di guardia a causa delle intense precipitazioni che stanno interessando tutto il territorio agrigentino. La situazione è costantemente monitorata dalla Protezione Civile e dagli uffici comunali competenti. Al momento non si registrano gravi criticità, ma l'evoluzione delle condizioni meteo richiede la massima prudenza e la collaborazione da parte di tutti. Il sindaco invita la cittadinanza pertanto a evitare di sostare o transitare nelle aree prossime agli argini del fiume, non utilizzare sottopassi o strade che dovessero risultare allagate, limitare gli spostamenti allo stretto necessario, mettere in sicurezza i veicoli ben collocati in zone a rischio, seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali del comune. E sono 16 gli alloggi che la Regione Siciliana ha individuato e reso disponibili per ospitare le famiglie di Niscemi a causa della frana che ha interessato il comune. Lo ha comunicato il presidente Renato Schifani al sindaco di Niscemi Massimo Conti, nominato soggetto attuatore degli interventi in favore dei residenti che hanno subito danni. Il nostro servizio. Sono 16 gli alloggi che la Regione Siciliana ha individuato e reso disponibili per ospitare le famiglie di Niscemi sfollate a causa della frana che interessa il centro della provincia di Caltanissetta. Questo quanto comunicato dal presidente della Regione Schifani al sindaco Massimo Conti di Niscemi, nominato soggetto attuatore degli interventi in favore dei residenti che hanno subito danni. Schifani è tornato nel comune di Niscemi per un nuovo sopralluogo e dare attuazione agli interventi decisi dal governo regionale, coordinando una riunione operativa con le istituzioni locali. All'incontro erano presenti anche il capo della Protezione Civile regionale Salvo Cocina, il coordinatore di tutte le strutture che si occupano dei danni causati dal maltempo, l'agrigentino Duilio Longi, oltre ai rappresentanti dei corpi che stanno curando la sicurezza del territorio e degli abitanti, il viceprefetto di Caltanissetta e i rappresentanti della Protezione Civile nazionale, delle forze dell'ordine e dell'esercito italiano. Con i provvedimenti firmati dal presidente della regione, il sindaco di Niscemi da oggi potrà gestire le procedure di individuazione degli aventi diritto di erogazione dei contributi fino a 900 euro al mese per l'autonoma sistemazione, previsti dall'ordinanza di protezione civile dello scorso 30 gennaio per la gente sfollata. I locali messi a disposizione sono di proprietà dello IACP di Caltanissetta, risultati disponibili a seguito della verifica disposta dalla cabina di regia.
sull'emergenza insediata dal Presidente. Prima della consegna materiale ai nuovi inquilini, negli appartamenti dovranno essere eseguiti alcuni lavori di adeguamento. 3 immobili si trovano a Niscemi e la consegna è prevista tra 15 giorni. Proprio oggi il Presidente Schifani ne ha visitato uno. Sempre nel Nisseno altre 6 sono a Gela, 4 a Mazzarino, 3 a Butera. In questo caso la consegna è prevista in 30 giorni. Oggi avrei dovuto essere alla BIT di Milano, ha dichiarato Schifani, ma ho ritenuto più importante essere qui accanto alla gente di Niscemi. Siamo venuti a Niscemi non soltanto per stare accanto alla cittadinanza e alle istituzioni, ma anche per dare attuazione a un mio provvedimento. Il sindaco di Niscemi è soggetto attuatore sottoscritto per le misure previste dall'ordinanza nazionale che consentono di erogare ad ogni famiglia sfollata 400 euro, 500, 600 a seconda del nucleo familiare e poi di attingere a rimborsi per i danni ricevuti. È un passo di decentramento istituzionale che tende a velocizzare tutto quello che è giusto realizzare a favore dei cittadini che hanno subito questi danni. È un primo passo, perché saranno tanti altri. La Sicilia presente alla BIT, la più importante fiera del turismo in corso a Milano. Secondo l'elaborazione dei dati, nel 2025 gli arrivi turistici nell'isola hanno incrementato del 2,8% rispetto al 2024, mentre le presenze crescono dello 0,24% con un andamento positivo distribuito lungo tutto l'arco dell'anno. Il nostro servizio con le interviste. La Sicilia consolida il proprio posizionamento tra le principali destinazioni turistiche europee con una crescita dei flussi nel 2025 e un progressivo rafforzamento della destagionalizzazione. È quanto emerso nella conferenza stampa tenuta alla BIT di Milano dall'assessore al turismo Amata, che ha illustrato risultati, trend e linee di sviluppo del sistema turistico regionale. Secondo l'elaborazione dei dati, il 2025 gli arrivi turistici hanno registrato un incremento del 2,8% rispetto al 2024, mentre le presenze crescono dello 0,24% con un andamento positivo distribuito lungo tutto l'arco dell'anno. È stato un segnale particolarmente significativo, riguarda in particolare i mesi di media e bassa stagione, a conferma dell'efficacia delle politiche regionali orientate a ridurre la concentrazione dei flussi e a favorire uno sviluppo più equilibrato. Alla BIT di Milano presenti anche l'assessore ai beni culturali Francesco Scarpinato e quello al territorio e ambiente, l'agrigentina Giusy Savarino. Noi abbiamo dato risultati certi, sicuri e documentati. Il governo Schifani, con l'assessorato al turismo ma anche con l'assessorato ai beni culturali, ha segnato un passo importante, ha dato un rilancio a una Sicilia che stavolta veramente viaggia a una velocità importante. In che senso? Abbiamo valorizzato i nostri 14 parchi archeologici e tutti i siti della cultura, numeri importanti, ma anche sostanzialmente numeri che ci hanno proiettato nella top 10 dei luoghi della cultura, a testimonianza che la Sicilia è la terra più bella del mondo, perché la Sicilia è depositaria intanto di un terzo del patrimonio culturale del paese, ma ha una storia identitaria che si connota a livello internazionale. Noi siamo qui per promuovere intanto le nostre bellezze naturali. Noi siamo passati da 75 a 76 riserve con Punta Bianca, che è la nuova riserva dopo 20 anni. Abbiamo 4 parchi regionali, che sono delle meraviglie, come il Venebre, la Madonia, Santara, l'Etna, e abbiamo 7 aree nature protette. Questo vuol dire promuovere una possibilità di un turismo slowly, lo chiamano, quindi lento, che faccia delle esperienze naturali nelle nostre bellezze, che faccia dei percorsi che ci riprendiamo quello che la natura ci ha dato, ma con una fruibilità che noi abbiamo implementato. Oggi le nostre riserve, i nostri parchi, gran parte di loro sono accessibili anche attraverso l'ambulazione col progetto Clara. Abbiamo regolamentato l'accesso anche degli animali, visto che adesso molti turisti arrivano anche accompagnati da qualche animale domestico. Abbiamo creato le condizioni perché siano fruibili a molti. È un'attenzione che c'è del turismo verso le riserve e i parchi. La regione siciliana, che è stata la prima a istituire una riserva, il resto d'Italia è arrivato 9 anni dopo, non può non lasciarsi
non può perdere questa occasione di promuoverla. Abbiamo implementato la nostra azione sotto il profilo della promozione culturale. Palermo è la quinta città d'Italia per quantità di investimenti nel settore cultura. Questo ovviamente produce degli effetti positivi sul turismo, sulla valorizzazione del territorio, sui beni culturali ma anche sugli eventi. Noi abbiamo registrato un trend in crescita progressiva, più 10% rispetto al 2024, ma rispetto addirittura agli anni precedenti alla pandemia, l'ultima rilevazione significativa del 2019, più 43%. Con un aumento anche della presenza straniera che mentre prima era marginale oggi diventa importante. Dipende certamente dalla promozione del territorio ma soprattutto appunto dall'investimento sulla cultura. Passiamo ora alla cronaca. Denunciato dai carabinieri di Raffadali un uomo di 59 anni del luogo che durante l'orario di lavoro vendeva acqua illegalmente con un'auto appositamente attrezzata, successivamente sequestrata. Il servizio. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla tutela della salute pubblica e al rispetto della legalità, i carabinieri della stazione di Raffadali hanno individuato un 59enne del posto intento a vendere l'acqua senza alcuna autorizzazione. Nel corso dell'intervento i militari hanno accertato che l'uomo aveva installato sulla propria auto un serbatoio in vetroresina della capacità di circa 500 litri utilizzato per il trasporto dell'acqua destinata alla vendita abusiva. L'attività è stata immediatamente interrotta e il veicolo, unitamente all'attrezzatura impiegata, è stato sottoposto a sequestro. L'acqua trasportata è stata inoltre campionata dal personale dell'ASP di Agrigento per le verifiche igienico-sanitarie previste. Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di rilevare che l'uomo si sarebbe allontanato dal proprio posto di lavoro senza la necessaria autorizzazione proprio per dedicarsi all'attività illecita. Il 59enne è stato deferito in stato di libertà per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, esercizio arbitrario di professione e utilizzo di acqua pubblica senza la relativa autorizzazione. In un settore particolarmente delicato come quello della distribuzione dell'acqua, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle prescritte autorizzazioni rappresenta un requisito fondamentale per la tutela della salute dei cittadini. I controlli dell'Arma dei Carabinieri proseguiranno su tutto il territorio al fine di prevenire e contrastare ogni forma di vendita abusiva e garantire sicurezza e legalità a tutta la comunità. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto residente a Montallegro per detenzione di armi clandestine e sottoposto a sequestro di 2 fucili alterati. I militari del Comando Provinciale di Agrigento della Guardia di Finanza hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto residente a Montallegro per detenzione di armi clandestine sottoposto a sequestro di 2 fucili alterati, in particolare sulla scorta di elementi informativi acquisiti in capo al predetto soggetto già noto alle forze di polizia. I finanzieri del gruppo di Agrigento hanno eseguito una perquisizione presso la sua abitazione, individuando un vero e proprio laboratorio domestico al cui interno erano custoditi 2 fucili con caratteristiche strutturali balistiche alterate e l'attrezzatura necessaria per la realizzazione di tali modifiche. Le armi in questione erano originariamente fucili ad aria compressa che avrebbero dovuto avere una modesta capacità offensiva con una potenza limitata. I preliminari accertamenti della Guardia di Finanza di Agrigento hanno invece permesso di rilevare che le modifiche apportate utilizzando macchinari dedicati come un trapano professionale avevano maggiorato sensibilmente il potenziale offensivo di 3-4 volte rispetto ai valori consentiti dalla legge. Ciò ha comportato la riqualificazione dei fucili, uno dei quali dotato anche di mirino ottico per il tiro di precisione, a vere e proprie armi clandestine, sottoposte a sequestro, unitamente a quasi 2000 pallini di varia grammatura costituenti il munizionamento.
Alla luce di quanto emerso, il soggetto è stato denunciato, tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Agrigento. L'azione dei militari della Guardia di Finanza si inquadra nell'ambito del contrasto ai fenomeni illeciti che minacciano sicurezza, evidenziando l'operato delle Fiamme Gialle a tutela della collettività attraverso il concorso al mantenimento dell'ordine pubblico a tutela dei cittadini e della legalità. L'attività descritta si colloca nella fase delle indagini preliminari allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e in attesa di giudizio definitivo sussiste la presunzione di innocenza. Maxi operazione della Guardia di Finanza che ha smascherato una frode fiscale nel commercio dell'argento puro. Da nord a sud 12 le città coinvolte, tra cui Catania e Messina, 15 indagati e sequestri per oltre 15 milioni di euro. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Un'articolata frode fiscale nel commercio di argento puro per lavorazioni industriali è stata smascherata dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, che hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale per un importo di oltre 15 milioni e 700 mila euro, profitto complessivo dell'attività illecita. Sigilli anche a opere d'arte, immobili e orologi. Da nord a sud l'operazione, che ha visto impegnati circa 80 militari, si è sviluppata attraverso perquisizioni e interventi nelle province di Arezzo, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Caserta, Matera, Latina, L'Aquila, Pescara, Catania e Messina. 15 le persone fisiche indagate a vario titolo per associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione, oltre a 9 società segnalate per le conseguenti responsabilità amministrative da reato. Perno e principale beneficiaria della frode una società bolognese che si occupa di lavorazioni industriali di metalli. Per la Guardia di Finanza sarebbe riuscita ad approvvigionarsi di una grande quantità di argento puro a un prezzo sensibilmente inferiore rispetto al prezzo di mercato. Le indagini hanno consentito di scoprire una rilevante frode all'IVA che ha generato profitti illeciti per oltre 12 milioni di euro, utilizzati per remunerare una illecita filiera produttiva operante nel settore della commercializzazione dell'argento puro per lavorazioni industriali e grazie a cui un'azienda operante in questo settore riusciva ad approvvigionarsi di materia prima a prezzi sensibilmente inferiori a quelli stabiliti dai fixing di riferimento. In diversi casi sono state documentate anche operazioni di compravendita di argento puro di dubbia provenienza e da ritenersi profitto dei di reati contro il patrimonio o fiscali. In tali casi sono state contestate operazioni di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione. È stata contattata telefonicamente da 2 uomini, uno si è spacciato per carabiniere e l'altro per assistente del tribunale. Suo padre è coinvolto in una rapina a una gioielleria fatta all'inizio di febbraio. Dobbiamo confrontare loro che avete in casa con la refurtiva. Non c'era altro da fare che consegnare i gioielli. Così una 60enne impiegata agrigentina ha fatto, fidandosi, ha consegnato l'oro di famiglia al falso militare dell'Arma che ha citofonato alla sua abitazione. È successo in uno stabile del quartiere Seneto del campo sportivo. La donna è caduta nella rete dei criminali, venendo truffata e perdendo preziosi per oltre 10.000 euro. Una volta compresa che era stata raggirata, l'agrigentina ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti alla stazione dei carabinieri, quelli veri di Agrigento. Sono state pertanto avviate le indagini. Con lo stesso copione era già successo a Sciacca con una vittima, una donna di 84 anni che aveva consegnato gioielli per 50.000 euro. E la società Open Fiber condanna con fermezza il grave episodio accaduto nel quartiere di San Leone ad Agrigento, dove mezzi della ditta impegnata nella posa della fibra ottica sono stati vandalizzati nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio. L'impresa esecutrice, la 3G Energy di Favara, ha immediatamente denunciato l'accaduto alla Polizia di Stato. I responsabili di tale gesto non hanno semplicemente creato un disagio a un'azienda siciliana, ma hanno soprattutto
soprattutto danneggiato un'infrastruttura pubblica strategica finanziata in buona parte con i fondi del PNRR, un'opera pensata per migliorare la qualità della vita dell'intera comunità agrigentina, materialmente realizzata da un'impresa del luogo. Alla 3Energy va la nostra solidarietà e la fattiva vicinanza di Open Fiber in tutte le sue componenti. I lavori di manutenzione della rete idrica stanno creando tanti problemi ai cittadini di Fontanelle, ce ne parla meglio il collega Eugenio Cairone. In via Alessio Di Giovanni, nel quartiere di Fontanelle, da diversi giorni sono in corso lavori per conto di AICA. Che i lavori si debbano fare non ci sono dubbi, ma non ci sono dubbi nemmeno che si debba avere rispetto dei luoghi, evitando al massimo di creare disagi ai residenti. Nel nostro caso non è così, perché mentre i lavori vanno avanti, l'impresa ha occupato quasi l'intero slargo di via Alessio Di Giovanni, lasciando una montagna di materiale proveniente dagli scavi. La conseguenza è vedere la strada ridotta ad una transiera a causa della pioggia, che rischia anche di trascinare il materiale, arrecando ulteriori danni. A rischio anche il murales che si affaccia sulla piazzetta, per non parlare dei problemi per le famiglie che utilizzano il parco giochi. I problemi insomma continuano. Qualche settimana fa uno scavatore ha tranciato un cavo dell'Enel, lasciando al buio le palazzine circostanti. Per fortuna non ci sono state conseguenze per gli operai, ma sarebbe bene una attenta vigilanza da parte di AICA. L'augurio per i residenti in via Alessio Di Giovanni è che al termine dei lavori si provveda, tra l'altro, alla pulizia della strada. Accanimento mediatico e verità processuale, integrazione o contraddizione, questo è il tema del convegno organizzato dalla società Storia Patria di Agrigento presso la sede del parco. Franco Zanini, Storia Patria Agrigento, oggi interessante convegno su accanimento mediatico e verità processuali, integrazione o contraddizione, un tema sicuramente di grande interesse. Il convegno di oggi assume una doppia valenza. La valenza diciamo più preponderante è quella che naturalmente deriva dalla intestazione del convegno, che parla di un'attualità straripante che occupa le nostre cronache, cioè le grandi diatribe fra innocentisti e colpevolisti, la grande contrapposizione fra accanimento mediatico e verità giudiziaria, e cerca di centrare, parlando diciamo di singole problematiche tipo Enzo Tortora, il caso del commissario Calabresi e altro, che diciamo focalizzano in maniera diciamo superlativa la problematica proprio relativa all'accanimento diciamo, mediatico, che nella stragrande maggioranza dei casi contrasta con la verità giudiziaria. Un'altra occasione casualmente che si è venuta a creare, che questo è il nostro 100° convegno. Il 100° convegno, questo convegno nasce dalla fusione di quello che fu fatto nel 1964, quando fu fondata diciamo, l'associazione, e prelevando 20 convegni o 20 incontri, prima si chiamavano incontri culturali, no? Non proprio i convegni che facciamo oggigiorno, e ho scoperto che c'erano 20 convegni innominati che abbiamo nominato e abbiamo cucito con l'attività nostra, e arriviamo al fatidico 100. Veramente erano 105, ma 105 diciamo era una collocazione statistica un po' sballata. Mario La Loggia, relatore in questo convegno di grandissimo rilievo per la tematica che viene trattata, cioè la capacità e l'influenza che i processi condotti negli organi di stampa e quindi i processi mediatici possono avere nell'ambito dei procedimenti giudiziari, e capire se questo rapporto che inevitabilmente si instaura fra processo giudiziario e processo mediatico sia di ausilio o un rapporto di mera contraddizione. Integrazione o contraddizione, dice il sottotitolo?
Io ritengo che nella forma estrema il processo mediatico e l'accanimento mediatico sia una contraddizione rispetto al processo giudiziario, tuttavia non può mai andarsi dimentichi del fatto che gli organi di stampa e soprattutto il giornalismo d'inchiesta, se condotto con modalità tali da distinguere i fatti dalle opinioni e senza utilizzare toni di colpevolizzazione, possa essere uno strumento di grande integrazione. Ricordiamo dei casi limiti come quello, uno su tutti, Tortora. Ricordiamo il caso Tortora, che fu purtroppo coinvolto in quel procedimento e che venne distrutta, la sua immagine venne distrutta proprio per l'accanimento di alcuni media e di alcuni organi di stampa, ma vi sono anche altri casi, il caso Calabresi, vi possa essere ancora la spettacolarizzazione del processo, ad esempio il processo di Cogne o il processo di Avetrano. Bisogna sempre avere un giusto equilibrio fra diritto di cronaca e giustizia e rispetto dei diritti dell'imputato. Oggi forse si fa un'informazione troppo appariscente, insomma, più per l'audience che per i contenuti. Assolutamente, gli organi di stampa oggi sono molto più pervasivi e invasivi e possono condizionare la coscienza sociale e proprio per questo la spettacolarizzazione dei processi può essere un grave vulnus per la serenità del processo penale e per i diritti dell'imputato. Presidente, un interessante convegno oggi organizzato dall'Accademia Storia Patria di Agrigento sul fatto che spesso la stampa approfitta di alcuni casi più per l'audience che per i reali contenuti. Sì, l'argomento di oggi è un argomento di particolare attualità, atteso che da un po' di tempo i cosiddetti media, televisione, giornale e altri mezzi di comunicazione si impossessano del fatto di cronaca e creano poi una verità che molte volte non corrisponde alla verità vera. Vale a dire una ricostruzione, specialmente per gli episodi di cronaca nera, una ricostruzione che non trova agganci, che non trova un sostegno nelle prove acquisite dall'autorità giudiziaria. Con la presenza e i contributi di cosiddetti esperti, che molte volte esperti non sono, ma è gente che fa altro mestiere, e allora si crea un mostro, si crea un colpevole, si crea un innocente, senza che questo abbia fondamento in una dichiarazione, in una sentenza, in una decisione dell'autorità giudiziaria. Si tratta, come si dice ormai, di una cosiddetta verità mediatica che contrasta con la verità processuale e con la verità reale. E cosa può fare il cittadino? Beh, il cittadino deve resistere alle lusinghe di questi servizi, di questi articoli, di questi scoop e cercare appunto aspettare che su un determinato episodio o su un determinato personaggio si affermi la verità giudiziaria, che è una verità lenta che arriva dopo tanto tempo, ma è la più esatta, la più consona ai risultati di un'indagine che è stata compiuta. E si è svolto ad Agrigento l'8° congresso territoriale della Wilca Agrigento, impegnato nel settore del credito e delle assicurazioni, alla presenza del segretario generale Fulvio Furlan. Le nostre interviste. Giro acquisto oggi il settore bancario e assicurativo della WIL in congresso qui ad Agrigento. Sì, abbiamo aperto la stagione congressuale, la WIL in tutti i territori deve svolgere e in tutte le categorie dobbiamo svolgere i congressi. Il nostro confederale ad Agrigento lo celebreremo il 12 di marzo e quindi prima del 12 di marzo tutte le categorie devono svolgere e celebrare i congressi. Quindi migliaia di iscritti si stanno organizzando per rinnovare le cariche, per rinnovare i rappresentanti e per portare avanti il buon nome della nostra organizzazione. Oggi presente a questo congresso del settore assicurativo e bancario della WIL, sul piatto tante le tematiche del settore. Ecco, qual è la strategia della WIL verso i tanti dipendenti e i tanti lavoratori del settore? Ma la prima cosa è stare vicino alle persone e cercare di dare loro risposte sia sul piano professionale che sul piano umano e personale, perché i lavoratori delle banche e delle assicurazioni passano periodi molto complicati a seguito di pressioni commerciali crescenti, di riduzione di personale che aumenta i carichi di lavoro, quindi condizioni di stress sempre più importanti. Quindi per noi il benessere lavorativo è centrale e si sostiene se manteniamo degli ottimi livelli occupazionali
e se possibile li facciamo crescere, invertendo quella teoria per cui più digitalizzazione, più intelligenza artificiale significa meno personale. Noi non siamo d'accordo e su l'onda di questa partita noi continuiamo a insistere che le banche devono mantenere i loro presidi sul territorio, non abbandonandoli né dal punto di vista economico né dal punto di vista sociale, perché se così ci rimettono soprattutto le persone più fragili, e quindi crediamo che la nostra lotta contro la desertificazione bancaria debba continuare e chiediamo che le banche ci ascoltino sotto questo punto di vista. C'è la concorrenza online. Lo sappiamo, ma si possono fare delle attività con la consulenza online, ma il contatto umano con le persone e con professionisti come sono le lavoratrici e i lavoratori bancari per scelte importanti di vita che le persone fanno quando decidono di investire i propri risparmi o di aprire un mutuo o di fare comunque operazioni economiche è indispensabile. Quindi noi crediamo che le cose non siano, una cosa non sostituisca l'altra, ci possono essere entrambe. Siamo pronti a discutere come sempre anche per creare nuove attività, nuovi mestieri, nuove mansioni che i colleghi possono svolgere per essere sempre di più e meglio al servizio delle persone e dei territori. Tutti i congressi hanno la loro importanza e la loro dignità, che noi celebriamo ogni 4 anni, rinnovando le cariche e la fiducia nelle persone che rappresentano i lavoratori per ogni settore e per ogni provincia. Quindi Agrigento per noi è una provincia importante, come Wilca siamo fortemente rappresentativi e abbiamo il dovere di rappresentare nella maniera corretta i nostri assistiti, e per cui ritengo che sia un congresso importante da celebrare e che è anche un momento per fare la sintesi sul lavoro che si è fatto, su quello che c'è da fare. Linea alla regia per la pubblicità. Finalmente la Sicilia si adegua a una norma nazionale che prevede la presenza di genere nelle giunte comunali con la soglia pari al 40% per ciascun sesso rappresentato. È una battaglia vinta dalle donne che potranno partecipare alla vita politica e amministrativa con ruoli nei governi municipali. Abbiamo spinto molto come donne parlamentari al di là degli schieramenti politici affinché si arrivasse a questo risultato e l'ARS ha dato il via libera definitivo. È stato anche un tema su cui si è confrontati come fosse una questione di civiltà e unite abbiamo spinto per arrivare al voto odierno. Dispiace che l'applicazione sia rimandata al rinnovo degli organi comunali con l'elezione del sindaco e del consiglio, ma già con le amministrative di primavera l'obbligo sarà effettivo, questo quanto dichiarato in una nota stampa dalle deputate dell'Assemblea regionale siciliana Bernadette Grasso, Margherita Larrocca, Luisa Lantieri, Elvira Amata, Giusy Savarino, Ersilia Saverino, Valentina Chinnici, Roberta Schillaci, Lidia Dorno, Stefania Campo, Cristina Cimminisi, José Marano, Nunzia Albano, Serafina Marchetta e Marianna Caronia. La Giunta regionale ha deliberato il finanziamento di oltre 3 milioni di euro per l'acquisto di un robot chirurgico di ultima generazione destinato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, un investimento strategico fortemente richiesto dalla direzione dell'ASP di Agrigento. L'introduzione della nuova apparecchiatura consentirà l'esecuzione di interventi di microchirurgia ad alta precisione con importanti benefici in termini di sicurezza, riduzione dei tempi, di diligenza e ampliamento delle tipologie di intervento. Questo finanziamento, ha dichiarato il direttore generale dell'ASP di Agrigento Giuseppe Capodieci, rappresenta un risultato di straordinaria importanza per l'intero comprensorio agrigentino. Esprimo grande soddisfazione per un traguardo atteso da tempo e un sincero ringraziamento al governo regionale, al presidente Renato Schifani, all'assessore alla salute Daniela Faroni per l'attenzione concreta dimostrata verso la sanità del nostro territorio. L'arrivo del robot chirurgico ci consentirà pertanto di innalzare ulteriormente la qualità delle cure e offrire ai cittadini servizi sanitari all'avanguardia, rafforzando la fiducia nel sistema pubblico. Esprimo grande soddisfazione per lo stanziamento di oltre 3 milioni di euro destinati all'acquisto del robot chirurgico presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento,
Questo quanto dichiarato dal deputato agrigentino Calogero Pisano, commentando la delibera della Giunta di Governo. Si tratta di un investimento strategico, prosegue l'onorevole Pisano, che consentirà di elevare in modo significativo la qualità delle prestazioni sanitarie, garantendo interventi di microchirurgia più precisi, meno invasivi, con tempi di recupero più rapidi. È un risultato importante per i cittadini agrigentini che meritano potersi curare nella propria terra senza essere costretti a rivolgersi ad altre strutture fuori provincia. Il deputato ricorda come questo nuovo finanziamento si inserisca in un percorso già avviato di rafforzamento tecnologico del San Giovanni di Dio. Nei mesi scorsi, afferma Pisano, il Parlamento ha approvato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'acquisto dell'acceleratore lineare per la realizzazione del relativo bunker radioterapico grazie a un mio emendamento. Riaperti i termini per la presentazione delle istanze per il trasporto scolastico per l'anno in corso destinato a studenti con disabilità anche non gravi che frequentano la scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado. Ad annunciarlo è stato l'assessore ai servizi sociali del Palazzo dei Giganti Marco Bullo a seguito della pubblicazione da parte del Comune dell'avviso pubblico che prevede la concessione di voucher digitali a beneficio delle famiglie interessate e residenti nella città dei Templi. Il Comune di Agrigento, sottolinea l'assessore Bullo, è destinatario di risorse economiche derivanti dal Fondo di solidarietà comunale istituito presso il Ministero dell'Interno, grazie al quale saremo nelle condizioni di garantire questo importante servizio, la cui attivazione andrà certamente incontro alle esigenze di quanti vivono questa particolare condizione di difficoltà. Allo Zeni di Palermo la commemorazione degli istriani, dalmati e giuliani trucidati alla fine della Seconda Guerra Mondiale dalle gruppe titine perché di origine siciliana. I colleghi di Palermo. Celebrata a Palermo la commemorazione dell'eccidio dei giuliani, degli istriani e dei dalmati trucidati alle truppe titine alla fine della Seconda Guerra Mondiale, una tragedia che la storia cercò per anni di nascondere. Infine nel 2004 finalmente fu attribuita al 10 febbraio la data in cui viene ricordata la tragedia di un popolo sterminato perché di origini italiane. Oggi questa giornata per noi è il giorno del ricordo che noi tutto i 365 l'abbiamo in mente. Oggi lo rendiamo noto anche a chi non sa ancora purtroppo dove siamo, perché siamo e non sappiamo volerci bene. È importante ricordare i caduti, i martiri delle foibe e gli esuli giuliano-dalmati che sono stati costretti a lasciare la loro terra sotto l'incalzare della violenza dei titini. È un fenomeno, è un episodio tragico della nostra storia italiana che per decenni è stato nascosto, è stato tenuto nascosto agli italiani e che va ricordato non soltanto per onorare i caduti e per onorare coloro i quali hanno abbandonato tutto nelle loro terre, ma soprattutto perché questi fenomeni non si ripetano mai più. La storia ci insegna che la violenza porta solo ad altra violenza. Penso che bisogna ricordare non solo qui in questo quartiere, ma in tutta la città. Celebrata la Giornata Internazionale dell'Epilessia 2026, informazione, inclusione e nuove prospettive di cura. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Grande partecipazione al Comune di Messina per l'evento promosso in occasione della Giornata Internazionale dell'Epilessia 2026.
organizzato dall'azienda sanitaria provinciale di Messina in collaborazione con il comune. L'iniziativa, a carattere divulgativo, si è svolta presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca ed è stata coordinata dalla dottoressa Laura Rosa Pisani. L'incontro dal titolo Giornata internazionale dell'epilessia 2026. Oltre la crisi, noi. Prendere per mano la patologia verso un cammino consapevole ha visto la partecipazione di numerose scuole, professionisti sanitari, docenti universitari e rappresentanti delle istituzioni, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su una patologia neurologica che interessa milioni di persone nel mondo e che ancora oggi è spesso accompagnata da stigma e disinformazione. Il direttore generale dell'ASP di Messina, dottor Giuseppe Cucci, ha sottolineato come la giornata internazionale dell'epilessia rappresenti un'importante occasione per rafforzare l'impegno nella lotta contro lo stigma e la disinformazione legata a questa patologia. Siamo determinati, ha aggiunto, a fornire supporto e risorse a pazienti e familiari, sviluppando programmi di formazione per i professionisti e campagne informative rivolte alla popolazione, affinché la comunità possa comprendere meglio l'epilessia e le sue implicazioni, contribuendo a una maggiore inclusione sociale. Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha ribadito la vicinanza dell'amministrazione comunale alle persone che vivono con l'epilessia. Questa giornata non è solo un momento di riflessione sulle difficoltà quotidiane affrontate da tanti cittadini, ma anche un'occasione per rinnovare il nostro impegno concreto verso l'inclusione e il sostegno. Sulla stessa linea, l'assessore comunale alle politiche sociali Alessandra Calafiore, che ha evidenziato l'importanza della corretta informazione. La dottoressa Laura Rosa Pisani, organizzatrice dell'evento, ha rimarcato il valore della collaborazione tra istituzioni, sanità e territorio. Di particolare rilievo l'intervento del professore Francesco Pisani, già docente di neurologia all'Università degli Studi di Messina, che ha posto l'accento sull'evoluzione della diagnosi e della cura. Nel corso della giornata sono intervenuti numerosi relatori di alto profilo, tra cui rappresentanti delle istituzioni sanitarie e professionisti delle diverse discipline coinvolte nella presa in carico dei pazienti. I contributi hanno affrontato temi centrali come il riconoscimento e la gestione delle crisi epilettiche, l'importanza della diagnosi precoce, la lotta allo stigma, l'inclusione sociale e la gestione complessa e multidisciplinare della patologia. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata, raccomandandovi la massima attenzione per via dell'allerta meteo di oggi.